11 giovani argentini di origini friulane iniziano oggi un corso di perfezionamento in valori identitari e imprenditorialità messo a disposizione dall'università per ravvivare l'interesse verso l'Italia, in particolare verso il Friuli. Giovanni Taormina. Sono 11 giovani argentini di origine friulana che partecipano alla 13ª edizione del corso di perfezionamento valori identitari e imprenditorialità dell'Università di Udine, teso a creare un legame con la terra dei loro padri. Dopo 2 anni di stop a causa del Covid, il corso riprende in presenza, che prevede 150 ore di formazione, di cui 75 di didattica e 75 di tirocinio, oltre 30 le domande di borsa di studio per i posti messi a disposizione dall'Ateneo e dall'Associazione Friuli del Mondo. L'obiettivo è quello di far conoscere non solo la terra dei propri avi, di coltivare la lingua italiana, di conoscere la lingua friulana, ma soprattutto di apprezzare, di conoscere il mondo dell'impresa friulano. Fare sistema con il territorio è una parola che si usa molto, qui è concretizzata proprio nelle attività in classe con i docenti universitari e nelle imprese del nostro territorio. Udine, Giamona, Visco, Tarcento e altri centri friulani, i luoghi di provenienza dei loro avi. Si tratta di giovani cresciuti oltreoceano, ma che hanno respirato il Friuli e il friulano. Miei parenti lontano sono partiti di qui circa del 1879. Ma anche una ragazza che arriva dall'ultimo Fogolar Furlan, fondato nel 2020 durante la pandemia ad Allardo. Perché volere conoscere la cultura friulana. Torno alla terra dei miei nonni, per me è speciale. Io sono di Visco, il mio nonno se n'è andato all'Argentina quando aveva 7 anni e adesso tornare è come tornare a casa. Adesso un mese tra aula, territorio e aziende che potrebbe forse far vedere con altri occhi il Friuli, dove magari rientrare.